Inaugurato ufficialmente in un'aula magna gremita il 42esimo anno accademico dell'Università di Verona. Numerosi gli ospiti intervenuti, tra cui il docente e artista Roberto Vecchioni, che ha tenuto la Lectio Magistralis, un grande futuro dietro di noi. Dante, Brunetto Latini, Prometeo, l'artista ha incantato il pubblico con una lezione piena di sentimento ed empatia. E volavano su nel cielo come ricordi, come paure, queste piccole cose di uomo, che sono ritorni, che sono avventure. E anch'io ogni tanto prendevo una stella e illuminavo uno sputo di cielo e potevo finalmente vederla la vita, vederla davvero. Il magnifico rettore Pier Francesco Nocini gli ha poi consegnato un attestato di benemerenza con menzione d'onore. Sul palco si sono poi alternati due laureati d'eccezione, Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo, e il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che sono stati insigniti della laurea honoris causa, con prolusione della professoressa Chiara Leardini. Mi rivolgo in particolare a voi perché pochi mesi fa ero sui banchi dell'università con voi. Io vi auguro con tutto il cuore di sognare e di poter realizzare i vostri sogni con capacità, perché vince chi è più bravo, con voglia di fare, ma con la speranza che ci sia un paese che vi metta in condizioni al meglio per poter raggiungere i vostri sogni. Ve lo auguro con tutto il cuore e ringrazio tutti di questo grande onore che ho avuto. Ci sarà un'arena di Verona, non che è più bella, ma sicuramente, visto che il tema della mia laurea honoris causa tratta la questione della sostenibilità, che è sociale, che è economica, ma anche e soprattutto ambientale per tutte le persone che hanno forme di invalidità. E credo che questa sia una grande vittoria, una grande legacy, una eredità che lascia Milano Cortina 2026. Presenti anche le icone dello sport italiano e mondiale Federica Pellegrini e Sara Simeoni, cui il rettore ha consegnato il sigillo di Ateneo, e l'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. La giornata era stata aperta, dopo il discorso del rettore, dagli interventi della neoeletta presidente del Consiglio studentesco Irene Lupi, che ha ricordato l'importanza del diritto allo studio, e di Elisabetta Guidi, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. A portare i saluti anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, l'assessora regionale all'istruzione Valeria Mantovan e il vescovo della città scaligera Domenico Pompili. La cerimonia si è conclusa con il conferimento degli attestati di benemerenze al merito, delle medaglie e dei sigilli di Ateneo a docenti e ospiti, a ricordare il loro impegno per la crescita dell'Ateneo, a sostegno delle sue studentesse e dei suoi studenti e di tutta la comunità universitaria.